Buongiorno cari amici, benvenuti a Peseggia. Siamo i bambini della terza B della scuola primaria Pascoli. Peseggia fa parte del comune di Scorzè. Il suo nome può derivare dalla produzione di piselli o dall'antico nome romano Pisilium, perché era il nome dei signori di questa zona. A Peseggia ci sono molti campi che hanno bisogno di acqua per le coltivazioni, ma in questo periodo c'è il problema della siccità, che è uno degli effetti del cambiamento climatico. Il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è intervenuto nel territorio costruendo il bacino di laminazione. Qui a Peseggia c'è un personaggio famoso, una libellula che è stata protagonista di una storia di avventura. Si chiama Celestino, vorremmo trovarlo e fargli un'intervista. Per cercarlo dobbiamo seguire il canale di Peseggia. Questo canale nel tempo è cambiato, è stato rimpicciolito fino a finire sottoterra. Quando pioveva tanto l'acqua non sapeva più dove andare. Per questo il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha costruito il bacino di laminazione per contenere le acque piovane. Celestino ha una moglie che si chiama Azzurrina. Andiamo a cercarli. Siamo in via Moglianese e stiamo andando in via Verdi per seguire il percorso del canale chiamato Quattali per cercare la libellula Celestino. Andiamo! In questo punto l'acqua scorre sottoterra, dentro lo scatolare, dove non vivono animali, quindi qui non troveremo Celestino da intervistare. Proseguiamo. Da qui il canale torna in superficie fino al bacino di laminazione. La costa del bacino è stata ridisegnata dagli alunni della nostra scuola perché era dritta e non sembrava naturale. Andiamo a cercare la nostra amica libellula. Ciao, come stai? Come ti chiami? Io sono Celestino e sto bene. Da quanto vivi in questo bacino di laminazione? Vivo qui da un anno. C'erano delle libellule ad accoglierti quando sei arrivato? Quando sono arrivato c'erano poche libellule, ora ho molti amici e posso giocare con molti di loro. Quando è arrivata Azzurrina, tua moglie? Azzurrina è arrivata un mesetto dopo di me. Come è cambiata la vostra vita? Ci siamo sposati, abbiamo trovato una casa e molto spazio per vivere bene. Questo è un posto molto accogliente, troviamo cibo, acqua e tanti amici. Come immaginate il vostro futuro? Lo immaginiamo con tanti bei figlioli che saranno poi tanti nipotini.